Gli esami di maturità per i quasi 39.000 studenti veneti dell'ultimo anno delle superiori iniziano il giorno in cui la Regione approva il calendario scolastico per il 2021-2022 che tutti si augurano essere meno travagliato dei precedenti. Sfida fondamentale, lo definisce l'assessore all'istruzione Elena Donazzan, per restituire ai ragazzi un contesto educativo e di socializzazione fortemente mancato ai più grandi. Avvio differenziato per elementari e medie da una parte e superiori dall'altra, le prime lunedì 13 settembre, le seconde giovedì 16, chiusura l'8 e il 10 giugno. Piuttosto lunghe anche le vacanze di Natale, da venerdì 24 dicembre a sabato 8 gennaio. La scuola si proietta in avanti, ma per i maturandi la fase più importante inizia oggi. Io avevo chiesto peraltro che si tenessero anche gli iscritti, perché, le sole classi quinte in un istituto praticamente vuoto, diciamo che non poteva essere né problema di assembramento, né problema di distanziamento. Resta che questi ragazzi, quelli che fanno la quinta quest'anno, sono i più penalizzati della storia della scuola. Le difficoltà comportate dalla pandemia non devono far pensare che gli ultimi due siano stati anni persi, ribadisce Donazzan. Questi ragazzi devono anche sapere che devono avere la consapevolezza che le nostre scuole li hanno formati bene, li hanno formati con conoscenze e competenze. La scuola ha preso un nuovo modello organizzativo di cui in futuro bisognerà fare tesoro. Di contro, l'isolamento, la distanza patita dai ragazzi sta lasciando pesanti strascichi. Ciò che resterà saranno i conti che dovremo fare con la tenuta psicologica dei nostri ragazzi e sociale. I ragazzi hanno veramente grandi problemi, sono aumentati i disturbi dell'alimentazione, c'è l'aumento dell'autolesionismo, guardi questa è una cosa devastante, devastante ed incomprensibile per chiunque, per me, per una mamma, per un papà. Ci rendiamo ben conto che la difficoltà è molto più psicologica che didattica